Bene, eccoci insieme anche oggi. Con noi c'è Giorgio Sbrissa, che è l'amministratore unico, amministratore delegato di ENAIP Veneto, importante ente di formazione professionale. Ricordiamo, lui è anche rappresentante italiano in ambito europeo, sempre per questo specifico settore dell'istruzione, perché di questo si parla, già che entro il 31 gennaio bisogna fare le scelte, cioè i ragazzi dopo la terza media, giusto se non vado errato, insomma, devono scegliere che scuola fare, e nell'offerta formativa c'è sicuramente anche la formazione professionale, come insomma, nel nostro piccolo stiamo cercando di spiegare ormai da tempo. Insomma, la formazione professionale non è più la scuola per coloro che avevano poca voglia di studiare, come era nell'immaginario collettivo. Oggi è diventata una scelta di studio importante, perché forse è la o una delle più professionalizzanti, tant'è che chi esce dai corsi di formazione professionale ha dei tassi di inserimento nel mondo del lavoro, diciamo, mediamente molto alti. Detto ciò, ci sono delle novità. Ma novità non ci sono, nel senso, ormai è un po' di anni che il Ministero dell'Istruzione ha imposto correttamente un sistema informatico per iscriversi a scuola, molto semplice. Entro il 31 gennaio le ragazze, i ragazzi e le loro famiglie devono entrare dentro questo portale del Ministero, mettere nome e cognome e fare la scelta. Fare la scelta di cosa? Della scuola superiore, nel caso di specie di cui parliamo oggi. Fra queste scelte è la scuola in chiaro, fra queste scelte vi è anche quella della formazione professionale. Sono percorsi che noi troviamo come percorsi regionali, perché da noi la formazione professionale è della regione, e sono percorsi soprattutto, riprendendo il discorso che stavi facendo, che danno valore qualitativo al proprio percorso di scuola. Perché? Primo, pochi lo sanno, c'è la possibilità di conseguire il diploma. Chi fa un percorso di formazione professionale, noi la chiamiamo istruzione perché così lo chiama la legge dello Stato, perché sono dentro i percorsi della legge dello Stato, è un percorso dello Stato e poi fatto dalle regioni, consegue il diploma di quarto anno. Poi, se vuole... Dopo 4 anni, quindi. Dopo 4 anni consegue un diploma, che è un diploma tecnico, che è una cosa importantissima. Ed è un diploma molto ricercato dalle imprese. Quando parlavamo del tasso di occupazione, chi fa percorsi in Veneto, non solo in ENAIP, ci sono tanti altri soggetti che fanno la formazione professionale. ENAIP è uno degli enti più grandi, ma ci sono i salesiani, ci sono tutta un'altra serie di soggetti che si chiamano, che sono dentro un'associazione che si chiama Forma Veneto, potete anche andarla a guardare su internet. Per quanto riguarda l'ENAIP, noi facciamo dei percorsi... Detto questo, solo per completezza di informazione, Forma Veneto, diciamo, sono gli enti di formazione professionale di area cattolica. Noi siamo un ente di ispirazione, di area cattolica. Ecco, sì. Dopodiché ovviamente ci sono la formazione molto più ampia. Professionale in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia sostanzialmente, ma in Italia è quasi tutta di area cattolica. Perché? Perché fa riferimento a Don Bosco. E noi siamo nati in una maniera o nell'altra. Però suppongo ci siano anche degli enti laici, insomma. Certamente, ma anche molto bravi, però diciamo che da un punto di vista numerico il 90% sono enti di area cattolica. Per quanto riguarda il percorso, entro il 31 gennaio bisogna iscriversi e fare una scelta. È una responsabilità dei genitori perché hanno figli minori, è una responsabilità dei genitori perché comunque si disegna il futuro anche del figlio, anche se su questo poi ne parliamo, e sicuramente è un momento di difficile in famiglia, perché cosa farai, cosa non farai, quali sono le tue aspettative rispetto al lavoro. Ecco, ma per riprendere il discorso di prima, allora, dopo 4 anni uno ottiene il diploma, poi volendo può fare il quinto anno, corretto? Perché poi può anche andare all'università, insomma. Certo, può andare anche all'università. Oggi noi abbiamo la possibilità di fare un quinto anno attraverso quelli che vengono chiamati gli FTS, che sono dei percorsi di formazione superiore tecnica. Uno fa il quinto anno e poi si iscrive in ingegneria dove vuole. Tenete conto avendo che poi, un diploma in mano. Certo, un diploma, che è un diploma tipo quello delle scuole superiori. È un diploma dello Stato ed è un diploma tecnico. Dicevo, ricercatissimo dalle imprese. Quali sono gli ambiti e perché è ricercato? Perché gli ambiti sono la nota ristorazione, che tantissimi fanno, quindi fanno un percorso per diventare cuoco, eccetera. O tutto anche il personale di sala, cioè le figure
il personale di sala, e io invito tantissime ragazze e ragazzi a valutare questo percorso, perché è vero che alla televisione vediamo i grandi cuochi, ma guardate che in un ristorante chi conduce il ristorante è il maître più che il cuoco tante volte. Le figure professionali sono diverse nella ricerca. Sono diverse, grandissimo valore dal punto di vista della spendibilità, perché queste figure, è importante per le famiglie, sono lavori che si possono fare in qualunque parte del mondo, con una conoscenza delle lingue in qualunque parte del mondo. Cos'è che fa poi ENIP? Tutto l'ambito che noi chiamiamo della meccatronica, stiamo parlando, quello che si diceva prima, di lavoratori in camice bianco che fanno impianti elettrici evoluti della domotica, che permettono di controllare con un telefonino un impianto distante 500 km. Stiamo parlando della meccanica di precisione. Il nostro paese è un grande paese dove si lavora l'acciaio, dove si lavora il ferro, e abbiamo tantissimo bisogno di persone anche veramente preparate in questo ambito della metallurgia, della meccanica. Abbiamo poi quello che stavo dicendo, anche tutta l'automazione, che l'automazione è il futuro di cui parliamo sempre, è mettere insieme il robot con il computer e fare lavorazioni di precisione. Per le ragazze soprattutto, ma non solo, abbiamo tanti percorsi del benessere, e anche questa è una figura che è cambiata moltissimo nel tempo. Parliamo della parrucchiera. Oggi la parrucchiera è una parrucchiera evoluta, è quella che ha la macchina che controlla la composizione chimica del capello, certo, o che lavora in una spa e sa qual è la crema migliore per quel tipo di pelle. Ci sono tutta una serie di analisi chimiche importanti. Quest'anno abbiamo reintrodotto, è una cosa vecchia ma è ripresa in senso di futuro, anche una figura che da troppo tempo non c'era in Veneto, che è l'operatore agricolo. Moltissimi ragazze e ragazze, lo sviluppo in Italia di tutto il settore bio è stato fortissimo. Siamo fra i più grossi produttori al mondo di eccellenze nell'ambito dell'agricoltura. Servono persone qualificate. A Cittadella abbiamo ripreso questa figura dell'operatore agricolo, che poi va a intervenire. Voi sapete benissimo quante stalle noi abbiamo in Veneto, quanti produttori di miele, quanti produttori di formaggio tipico. Cioè, senza che nessuno si offenda, è il contadino. È il recupero, sì, è il contadino 4.0, insomma. Sì, sapete, però il contadino, abbiamo un'idea del contadino un po' diversa. Qui stiamo parlando di persone che operano poi nella trasformazione agroalimentare e che, era l'esempio, sono in grado di produrre quella tipologia di miele, quella tipologia di prodotto agricolo, che è quella più venduta a Londra o a San Francisco poi alla fine. Ma l'avevo detto perché mi piace anche sottolineare un'altra cosa della istruzione e formazione professionale, che guarda al futuro, però è anche la grande scommessa per mantenere alcuni mestieri tipici del nostro territorio, evoluti, adeguati, certo, ma serve la sarta, voglio dire, come quello che sa fare le scarpe. La grande scommessa che abbiamo oggi è rileggere le cose che sappiamo fare in un'ottica rispetto al futuro, quindi con macchine, pensiero, strumentazioni, tutte orientate al futuro. Cos'è che distingue la formazione professionale da altri percorsi scolastici, noti, tipo i licei e quant'altro? Nella formazione professionale si fanno 40% di aula, 60% di laboratorio e impresa. Perché per esempio molti quarti anni da noi si fanno in sistema duale. Faccio metà del tempo in impresa, metà del tempo dentro un centro di formazione professionale. Disegno il percorso insieme con l'imprenditore. Quando ci chiediamo se i nostri ragazzi sono occupati, ci mancherebbe altro. Già al quarto anno fanno metà del tempo in impresa e cominciano anche a guadagnare qualche soldino. Ma è insieme con l'imprenditore che noi facciamo questi percorsi. Diciamo che siete stati antesignani dell'alternanza scuola-lavoro. Beh, noi la facciamo dal 1952, forse un po' di esperienza in questo ambito ce l'abbiamo sicuramente. Poi si vuole fare un percorso in ENIP, lo si vuole fare da un'altra parte, un invito fortissimo: il nostro paese, ma non è il nostro paese, è l'Europa, ha bisogno grandissimo dei super tecnici, dei tecnici specializzati.
fare percorsi di formazione professionale permette di diventare dei tecnici specializzati nei settori. Oggi, l'altro esempio, c'è il blocco del traffico Euro 4, Euro 3, certo, Euro 2. I nostri ragazzi ci sono dei percorsi per i meccanici dell'auto, è un posto molto ricercato, abbiamo tantissime iscrizioni. Cosa fanno questi ragazzi? Tutti motori ibridi. Naturalmente i primi 2 anni si fanno anche i motori nel senso tradizionale, ma dal terzo anno al quarto anno la maggior parte delle attività in laboratorio riguarda la Toyota Prius, piuttosto che tutta quelle serie di macchine ibride, i sistemi ibridi, che sono le macchine del futuro, le macchine che noi definiamo elettriche. Questi tecnici sono ricercatissimi. È una cosa veramente, è un invito forte, tenete conto, lo dico veramente ai genitori ma ai ragazzi, non immaginate un lavoro che non c'è più, mi dispiace, ma il lavoro con la tuta blu che è decoroso, è bellissimo così, ma oggi questi lavori sono fatti da tecnici, molti col camice bianco, con il computer e con macchine che valgono anche tanti soldi. Grazie a Giorgio Sbrissa, che ricordo essere l'amministratore unico di ENAIP Veneto, uno dei più importanti enti di formazione del Triveneto, rappresentante in Europa anche per il settore della formazione professionale. Comunque quello che è da sottolineare è che è una opportunità da tenere in considerazione proprio adesso, insomma, quando i ragazzi di 14 anni, 13 anni devono optare la propria scelta di studio per gli anni a venire. La formazione professionale oggi non è più una scuola di serie B, mi si permetta, come era nell'immaginario collettivo è una degli scuola anni scorsi. A+. Ecco, oggi è una scuola A+. Comunque da valutare, perché attraverso la istruzione professionale in ogni caso si rivalutano anche alcuni mestieri tipici del nostro territorio, della nostra vita quotidiana, e non è poi il caso di lamentarsi che a svolgerli sono operatori professionali di altre etnie. Teniamo presente che anche noi abbiamo bisogno di servizi che vengono garantiti appunto attraverso dei corsi di istruzione professionale 4.0, vale a dire volti al futuro. Grazie a Giorgio Sbrissa, grazie a voi, alla prossima.